Buonasera a tutti. Fra qualche minuto inizieremo la diretta che sarà dedicata all'età della pietra. Devo verificare che il sistema stia funzionando, dopodiché inizieremo. Vi ricordo che questa serata, dedicata diciamo all'archeologia, vi viene offerta dalla UTES San Luri, l'Università di San Luri. Buongiorno Francesca, grazie per esserci. Mi dai conferma che si sente bene? Perché sto provando una condivisione con diverse pagine e volevo sapere se funzionava. Buonasera Tiziana. Si sente bene, molto bene. Perfetto. Allora, eccoci qua. Scusate ancora 30 secondi. Vi chiedo un attimo di pazienza. Nella pagina Facebook dell'UTE San Luri, quindi dell'Università di San Luri, c'è la direttrice, diciamo la presidente dell'Uni3 di San Luri che sta facendo una presentazione, perché questa serata che io trasmetto in diretta dal mio profilo verrà replicata in diretta sempre, condivisa quindi per gli allievi dell'Università di San Luri, e quindi ciò che ascolterete voi naturalmente sarà riversato anche nella pagina dell'associazione dell'Uni3 di San Luri, perché si tratta della prima lezione di un corso di archeologia. Io sarò il docente di archeologia e queste lezioni l'Università di San Luri ha deciso di regalarle anche open, quindi con la possibilità a tutti di partecipare. Buonasera Marisa, buonasera Giuseppe, Carla, ciao, ciao Gesuino. Datemi ancora qualche minuto. Adesso preparo anche il PowerPoint. Allora. Ok, dovremmo esserci. Allora, mentre aspettiamo che tutti si colleghino, anzitutto rivolgo un ringraziamento a tutto lo staff, alla professoressa Fenu che dirige appunto l'Uni3 di San Luri, per avermi invitato a tenere un corso di archeologia per gli allievi dell'Università di San Luri. Saranno diverse lezioni. Ho deciso di sezionarle in ordine cronologico, quindi farò l'età della pietra oggi, poi farò l'età del rame, l'età del bronzo e l'età del ferro, diviso in monumenti e arte. Quindi sarà, diciamo, una panoramica abbastanza completa sull'archeologia in Sardegna, anche se vi ricordo che sono lezioni divulgative, in quanto l'archeologia è una materia abbastanza complessa, quindi si tratta di proporla a seguendo diversi linguaggi. Noi cercheremo di fare delle lezioni con un linguaggio didattico. Noi, intendo dire io e chi mi ha preparato le slide da mostrarvi. Va bene, direi che siamo già abbastanza numerosi. Io dovrei iniziare fra 3 minuti esatti la lezione. Buongiorno Lorenzo, buongiorno Simone, buongiorno Paolo, Pietro, Giacomo, Alex. Bene, vedo che siete fedelissimi e l'archeologia della Sardegna vi piace e di ciò mi compiaccio. Bene, allora,
Anzitutto vi spiego come funzioneranno queste lezioni. È un orario inconsueto, noi normalmente con le lezioni facciamo delle serate il venerdì sera, però quella che faremo in questo ciclo di serate dedicate all'archeologia sarà un qualcosa di diverso. È gestito e organizzato dalla UTE San Luri, quindi l'Università di San Luri. Si tratta appunto di un corso rivolto agli allievi di questa università. Io ho avuto il piacere di parlare con la professoressa Fenu che mi ha illustrato il funzionamento della loro università. Sapete che siamo in un periodo di Covid, quindi purtroppo non si possono fare lezioni in presenza, dobbiamo avvalerci della tecnologia, e quindi saluto tutti gli allievi che mi vedono per la prima volta, gli allievi della UTE San Luri. Spero che trovino piacevoli e istruttive queste lezioni. Maurizio Olivoli, buonasera. Aziz, buonasera Aziz. Oh, Istituto di Archeologia di Algeri si è connesso con noi. Buonasera Aziz. Bene. Bene. Allora, io direi che possiamo iniziare. Sono le 16:40, quindi ci siamo. Direi di iniziare proprio presentando questo corso. Oggi parleremo appunto dell'età della pietra, quindi il periodo più antico che si è svolto in Sardegna, il periodo in cui l'uomo ancora si avvaleva degli utensili in pietra, quindi non c'erano ancora i metalli, le tecnologie erano primitive, quindi erano legate a ciò che l'uomo trovava a disposizione, i materiali, diciamo, di utilizzo erano prevalentemente in pietra. Naturalmente la prima distinzione che facciamo proprio come introduzione, prima di iniziare la nostra lezione, è quella di dire appunto che oltre alla pietra, nell'età della pietra, naturalmente c'erano tanti altri materiali, però sono dei materiali che noi non riusciamo a trovare. L'archeologia è formata da due grandi categorie di materiali. I materiali non deperibili, quindi quelli che troviamo, che sono proprio nel nostro caso quelli in pietra, però poi vedremo che troveremo nelle prossime lezioni materiali in metallo, vetro, ceramica e altro, che sono diciamo dei testimoni precisi del modo di vivere dell'epoca, perché ogni epoca ha avuto le sue necessità e quindi i manufatti venivano realizzati proprio per rispondere alle necessità delle varie comunità che si alternavano nel tempo. Ma abbiamo perso purtroppo per sempre una categoria di materiali che sono tutti quelli che rientrano nel grande insieme degli utensili in materiale organico. Pensate ad esempio al legno, una barca in legno non potremmo trovarla se non in condizioni assolutamente di assenza di ossigeno, cioè la conservazione del legno non avviene perché è un prodotto deperibile. Quindi, così come le barche, tutti gli utensili fatti in legno, pensate alle frecce, pensate alle lance, agli archi in legno, ecco, questi oggetti non si trovano perché col tempo si sciolgono. Quindi capite bene che dividere le varie epoche cronologicamente in età della pietra, età del rame, età del bronzo, età del ferro è un modo come un altro per catalogare il modo di vivere delle persone in base alla durezza e alla durata dei materiali che si utilizzavano. Ok, vedo che stiamo arrivando ormai a un numero congruo, quindi io direi che si devono essere collegati anche gli allievi di San Luri e quindi inizio con le immagini. Saluto tutti, grazie per essere così numerosi come sempre, condivido lo schermo, eccolo, iniziamo dall'inizio. Ok, vediamo proprio la foto introduttiva, aspettiamo che compaia anche nell'altro
nell'altro profilo. Datemi ancora un minuto. Ecco qua, vedo che sta comparendo. C'è un leggero distacco fra ciò che io vi dico e ciò che arriva a voi. Sono una quindicina di secondi, quindi devo aspettare. Ecco, no, voglio mostrarvi le immagini più grandi, quindi attendete ancora un attimo. Allora, usiamo questo. Ok, share screen. Condivido. Per questa prima lezione abbiamo ancora qualche problema di collegamento, però voglio farvi vedere le immagini grandi. Quindi vi chiedo ancora un attimino di pazienza. Poi le prossime lezioni andremo più spediti. Perfetto. Direi che possiamo iniziare con la nostra lezione. Quindi, anno accademico 2020-2021, Università della Terza Età, generazione a confronto San Luri. L'Università della Terza Età di San Luri è nata nel 1990, quindi diciamo che ha già 30 anni di attività alle sue spalle. Nel 2000 ha iniziato proprio con le lezioni vere e proprie, con un'organizzazione decisamente organica, quindi ricca di docenti, ricca di corsi vari che si sono alternati negli anni, fino ad arrivare a quest'anno in cui con la pandemia in corso siamo costretti a utilizzare il mezzo informatico, però in attesa che questo Covid scompaia e ci dia la possibilità di stare vicini. A me piace molto fare le lezioni in presenza, parteciparla insieme agli allievi. Accontentiamoci di queste lezioni, però diciamo che è un piccolo tesoretto che ci servirà perché ci dà la possibilità di conoscere gli strumenti di lavoro che consentono agli archeologi di generare delle lezioni e di descrivervi i reperti. Iniziamo con la prima immagine, l'età della pietra. Allora, l'età della pietra è quel periodo che va dalla notte dei tempi, quindi immaginate un'epoca lontanissima dalla nostra, in cui non esistevano i metalli, non c'erano ancora le tecnologie per ricavarli come minerali e poi lavorarli, e quindi tutto ciò che serviva all'uomo per svolgere le sue attività era ottenuto dalla pietra, quindi la pietra locale. È il materiale, diciamo, che è durato per il periodo maggiore dalla storia dell'uomo, è proprio la selce. La selce si trova diffusa in natura, è una roccia che è abbastanza facile da lavorare, è abbondante, e quindi l'uomo ha iniziato immediatamente a utilizzarla per ottenere dei percussori, delle mazze, tutto ciò che gli serviva per la caccia e ciò che serviva anche per l'uso quotidiano. Immaginate di dover tagliare delle fibre vegetali oppure fare un pesto con delle erbe, vi servono i materiali adatti e venivano ottenuti con la pietra. È possibile che in questo periodo ci fossero degli utensili anche in legno, però non si sono conservati e quindi non possiamo parlare di quelli. Noi per tutta la lezione di oggi siamo costretti a parlare della pietra. L'età della pietra è quel periodo che, diciamo, si è alternato appunto con tutte le varie specie umane fino ad arrivare alle nostre più vicine, diciamo intorno ai 50-40 mila anni fa, con l'Homo sapiens. Questi personaggi, queste comunità vivevano di caccia e raccolta, non avevano ancora inventato, tra virgolette, la
agricoltura, però vivevano dignitosamente, nel senso che dovevano andare a cercare il cibo, non erano in grado di produrlo, ma le attività di caccia e raccolta gli consentivano di sviluppare un notevole benessere. Naturalmente il nostro corso riguarda la Sardegna, quindi io mi devo in qualche modo avvicinare alla nostra isola, e vi dico subito che in Sardegna le tracce dell'uomo sono, diciamo, difficili da trovare, perché noi studiosi cerchiamo delle tracce dell'uomo che siano in continuità, nel senso che vorremmo capire a quando risale la presenza dell'uomo in Sardegna attraverso lo studio dei reperti che ci ha lasciato in associazione con le sue attività. Mi spiego meglio. Se in Sardegna c'è una selvaggina che consente una buona caccia o una buona pesca, possono arrivare dal bacino mediterraneo delle famiglie, delle genti, dei gruppi umani che si fermano lungo le coste, fanno le loro battute di caccia o di pesca, ma dopo un breve periodo ritornano nel loro luogo di origine. Ecco, la presenza di queste comunità, di queste famiglie, lascia pochissime tracce. Noi invece dovremmo andare a cercare quelle tracce continue che si trovano soprattutto lungo le coste, come vedremo durante la lezione, che ci testimoniano di gruppi umani che sono arrivati in Sardegna e poi non sono più andati via, quindi si sono stabiliti lungo le coste. Come possiamo fare per trovarli? Allora, dovete sapere che l'indagine archeologica è un po' come quella del RIS, della polizia scientifica, si cercano le impronte, si cercano delle tracce anche labili, e quindi gli archeologi hanno il compito di studiare un certo territorio, un certo ambiente, per trovare quei piccoli oggetti che le persone che hanno frequentato quel territorio hanno abbandonato per qualche motivo. Immaginate degli utensili rotti, oppure immaginate delle tracce di focolari o delle tracce di insediamenti, quindi il consumo di pasti che ha lasciato appunto resti di ossa animali che possono essere analizzate. Quindi tutti questi oggetti, tutti questi elementi consentono agli studiosi di ottenere tantissime informazioni su quelle genti. Ad esempio cosa mangiavano, quindi cosa cacciavano, come vivevano, perché vengono trovati anche naturalmente gli scheletri dei defunti. Attraverso queste indagini l'archeologo riesce a dare diciamo, stabilire il modo di vivere di quelle persone, che tecnicamente si chiama facies, oppure cultura. Quando voi sentite questa parola, la cultura di Ozieri, la cultura di Monteclaro, per cultura in archeologia si intende il modo di vivere di una popolazione, di un gruppo umano. In questa prima lezione affrontiamo l'età della pietra, quindi dal Paleolitico al Neolitico. Già vedete in questa slide una serie di oggetti in pietra, sono materiali diversi naturalmente, questa non è solo selce, c'è un po' di tutto, qui sono delle rocce, però già potete notare che ci sono degli elementi in pietra grandi e degli elementi più piccoli. Ecco, ci sono ad esempio al centro delle punte di freccia che andavano immanicate per andare a caccia, così come ci sono delle macine, dei pestelli, delle lame, raschiatoi. Andiamo adesso a vedere che tipo di utensili potevano usare queste persone. Iniziamo a fare una rassegna, una carrellata degli utensili divisi per tipologie. Allora, in questa prima slide vediamo a sinistra ci sono dei percussori, al centro ci sono dei nuclei e a destra ci sono delle lame. Allora,
Si parte sempre dal nucleo, quindi quelli del centro. Quindi c'erano delle industrie di produzione, non pensate però a delle industrie molto grandi, sono dei piccoli gruppi che vanno alla ricerca di nuclei, quindi di pietre, che siano già adatte a una lavorazione, quindi devono avere un certo grado di durezza secondo l'utilizzo che se ne deve fare, e questi nuclei vengono poi scheggiati, cioè vengono battuti pietra su pietra per ottenere dei bordi che abbiano una funzione, quindi la funzione di lama o la funzione di raschietto, la funzione di percussore, quindi la funzione di perforatore. Immaginate una pelle che deve essere lavorata magari per fare dei fori, e si devono usare degli utensili adatti. Noi oggi useremo degli utensili in metallo, all'epoca non c'erano, quindi facevano dei punteruoli in osso oppure in pietra. Ecco qua quindi che nella immagine di sinistra vedete dei percussori, non sono altro che degli oggetti che potevano essere utilizzati ad esempio per conciare le pelli, oppure utilizzati anche come armi. Un percussore lo si può immanicare, diventa una mazza, e in quel modo si può andare anche a caccia di grossi animali. Mentre nell'immagine di destra vedete delle lame. Le lame sono degli oggetti molto utili all'uomo, sono lavorati finemente, quindi questa è un'industria già più specialistica. Le lame venivano utilizzate ad esempio per separare la carne dalla pelle degli animali, quindi per scuoiarli, e poi anche per macellare gli animali. Tenete conto che può capitare di trovare delle ossa animali all'interno di grotte o comunque all'interno di ambienti in cui sono stati consumati, sono stati mangiati. Si vede dallo stato d'uso dell'osso se sono state usate delle lame, quindi perché lasciano delle incisioni nelle ossa man mano che avviene la macellazione. Quindi già questo vi fa capire che un archeologo che trova una serie di ossa in un luogo le può analizzare e capire se quell'animale è morto lì per cause naturali oppure se è stato ucciso e poi macellato dall'uomo. Capite bene che questo costituisce una bella indagine. Andiamo a vederne qualcun altro. Allora, discoidi e raschiatoi. Naturalmente tutti questi utensili sono, diciamo, gli archeologi tendono a dividerli in grandi gruppi, quindi chiaramente è un problema che abbiamo noi moderni, quello di voler catalogare tutto, e probabilmente in antichità non si faceva così. Però dovete sapere appunto che se andate a visitare un museo potete trovare degli oggetti in pietra di varia forma, di varia dimensione. Ecco, in base a queste forme vi suggerisco già di iniziare ad aguzzare la vista, guardarle e provare a farvi un'idea sull'utilizzo che si poteva fare di quell'oggetto. Badate che noi uomini moderni oggi abbiamo sostanzialmente l'elettricità in più degli antichi, ma per millenni e millenni si sono utilizzati degli utensili molto rudimentali, però ciò non significa che fossero inefficaci. Erano degli attrezzi da lavoro che svolgevano il loro compito in maniera perfetta. L'uomo si è evoluto per centinaia di migliaia di anni utilizzando solo prodotti in pietra. La storia dei metalli è molto recente, vedremo che inizia in Sardegna solo dal 3000 a.C. in poi. Quindi andiamo a vederli questi oggetti. Guardate quanto si stanno affinando in queste immagini. Allora, abbiamo a sinistra le punte di lancia, vedete, sono già delle pietre completamente lavorate, scheggiate, addirittura allisciate, guardate, e se ne trovano, qui se aguzzate la vista c'è scritto incompiute, perché quando si va a spaccare un nucleo, quindi si prende una pietra e si inizia a lavorare, tutti i frammenti che volano via durante la lavorazione possono essere a loro volta riutilizzati, quindi avete dei frammenti piccoli, piccolissimi, dei frammenti un pochettino più grandi, noi li chiamiamo microlitti. Ecco, questi microlitti possono essere a loro volta sempre più
perfetti secondo l'utilizzo che se ne deve fare. Chiaramente se dovete fare la caccia a un animale grosso dovete usare delle punte di lancio abbastanza grandi, mentre se dovete fare la caccia a, non so, a un leprotto, dovete specializzarvi nel tiro con l'arco, quindi preparare delle punte di freccia da immanicare e utilizzarle appunto per gli animali piccoli. Quindi vedete bene che già nell'industria diciamo della selce c'era tutta un'evoluzione che consente agli studiosi di capire che tipologie di animali si andavano a cacciare con questi oggetti a seconda della grandezza e anche a seconda del materiale, perché nella pietra stessa, quando andate voi a tirare con l'arco, sapete tutti bene che qui in Sardegna noi abbiamo l'ossidiana, una punta di freccia in ossidiana è preziosissima, quindi diciamo che gli utensili venivano anche tenuti abbastanza... cioè erano parsimoniosi nell'utilizzo. Se posso uccidere un animale con una punta di freccia in selce, non utilizzo quella in ossidiana, l'ossidiana è una pietra abbastanza preziosa. Andiamo ancora avanti. Qui ci sono le punte peduncolate. Vedete, questi oggetti che ci sono a sinistra mostrano un codino nella parte inferiore. Vedete? Questo codino poteva essere utilizzato per l'immanicamento, quindi preparavano una canna. Questa canna nella parte finale veniva svuotata, si immanicava la punta, poi si legava con una fibra vegetale e si otteneva appunto una freccia utilizzabile con l'arco. Quando noi troviamo le punte di freccia, per deduzione sappiamo che avevano anche l'arco, perché le lance si possono utilizzare con le mani, quindi diciamo si potevano utilizzare come giavellotti. Invece laddove troviamo delle punte di freccia sappiamo già che sono dei gruppi umani che si occupavano della caccia ad animali più piccoli, quindi le punte di freccia hanno dovuto specializzare poi anche il tiro con l'arco, con tutto ciò che ne deriva, perché l'arco sicuramente doveva essere dimensionato secondo la gettata che doveva avere, quindi cercavano dei materiali in legno che noi purtroppo non ritroviamo, che dovevano avere delle caratteristiche di robustezza e rigidità differenti per lanciare più a lungo oppure per lanciare su spazi più brevi. Andiamo nella centrale, vedete ci sono delle ceramiche. Le ceramiche sono degli oggetti molto preziosi per l'archeologia, perché come tutte le massaie sanno, quando si rompe un piatto si butta, si abbandona. Cioè la grande differenza fra gli utensili in metallo e gli utensili in pietra sta nel fatto che la pietra quando si rompe non può essere più riutilizzata e quindi anche la ceramica, quando un vaso si rompe, viene buttato via. Non si poteva riutilizzare se non qualche filatura, insomma, ma se vi cade il vaso viene buttato e viene realizzato un vaso nuovo. Con i metalli questo non avverrà, perché il metallo ha la caratteristica di poter essere fuso, poter essere riscaldato e cambiare anche addirittura la sua forma, cioè voi da una spada potete realizzare un pugnale o una pentola o un vassoio, cosa che con la pietra non è possibile. Quindi la ceramica, proprio per questa sua caratteristica, è un fossile guida per gli archeologi, nel senso che quando noi andiamo a cercare le tracce di una comunità e troviamo delle ceramiche, perché loro le buttavano in discarica sostanzialmente, quella ceramica può essere fonte di informazioni, di numerose informazioni per gli archeologi, perché noi possiamo studiarne la composizione delle argille, possiamo guardare se ci sono dei disegni, delle decorazioni, delle incisioni, possiamo cercare di ricostruire la sua forma. Quindi vedete quante caratteristiche si possono studiare attraverso le ceramiche. La ceramica è il fossile guida degli archeologi proprio perché fornisce tantissime informazioni per un fatto che funziona ancora oggi, la moda.
Tutti voi conoscete, non so, faccio un esempio abbastanza banale, le bottiglie di Coca-Cola. Allora, le bottiglie di Coca-Cola sono in vetro, lasciamo stare la plastica per il momento, però sapete che dall'Ottocento, dalla prima produzione della Coca-Cola a oggi, la forma della bottiglia di Coca-Cola è cambiata nel corso degli anni. Bene, noi possiamo studiare le varie forme di queste bottiglie e se in uno scavo di una naturalmente ambiente moderno troviamo dei frammenti di una bottiglia di Coca-Cola, in base alla forma possiamo stabilire grosso modo in che periodo è crollato quell'edificio oppure è stata gettata via quel pezzo di vetro che faceva parte di quella bottiglia. Allo stesso modo con le ceramiche, in base alla forma, alla composizione del materiale, alle incisioni che ci sono, perché cambiano le mode, quindi un'epoca vanno di moda le incisioni a zig-zag, un'altra epoca quelle a onde. In base alle incisioni o alle decorazioni che troviamo nella ceramica, riusciamo a dare una datazione ai personaggi che l'hanno utilizzata. Andiamo ancora avanti. Allora, guardate qua queste altre pietre. Allora, a sinistra abbiamo le asce. Le asce, chiamate anche bifacciali, le asce non sono altro che delle pietre lavorate nelle due estremità o in una sola estremità, secondo l'utilizzo, e potevano essere utilizzate anche per la macellazione, oltre che come arma. La differenza fra armi e utensili da lavoro nel corso dei millenni non è cambiata molto, ancora oggi diciamo la rivolta si è fatta con i forconi, il forcone è un'attrezzo da lavoro. Solo in epoca moderna un po' la storia delle armi ha avuto un'evoluzione particolare. Nell'età della pietra invece, come potete vedere, le asce erano semplicemente delle pietre lavorate insomma più o meno diciamo più o meno accuratamente per formare appunto delle lame in uno o in ambedue i bordi. Mentre nell'immagine di destra, guardate, ci sono i falcetti da manicare. Quindi, conoscendo le forme di queste piccole falci, sappiamo che venivano utilizzate per lavori agricoli. Quindi, se noi in una comunità troviamo questi falcetti, sappiamo che è una comunità relativamente moderna, perché l'agricoltura è stata inventata intorno al 12.000, 11.000 avanti Cristo, forse 10.000 avanti Cristo. In Mesopotamia un po' prima degli altri luoghi le hanno addomesticate le piante, però le coltivazioni, vedete, ci danno la testimonianza che una certa comunità non si occupava solo più di caccia o raccolta, ma utilizzava elementi raffinati per falciare, e quindi era già una società evoluta. Bene, dopo questa introduzione per capire un pochettino quali erano gli strumenti che gli archeologi vanno a cercare negli insediamenti, parliamo un pochettino, addentriamoci in questa lezione sull'età della pietra in Sardegna. C'è da dire che possiamo partire, diciamo, dall'ultima glaciazione. Dovete sapere che circa 20.000 anni fa la temperatura era molto bassa nel mondo, e questo ha creato diciamo, il ritirarsi del mare. Il mare apriva vaste zone lungo le attuali coste e quindi la superficie emersa delle zone europee era molto, molto più grande di quella che noi possiamo vedere adesso. Vedete, già c'erano Sardegna e Corsica, erano ancora unite, il Mar Caspio, scusate, il Mar Nero era un lago, vedete, non era ancora in comunicazione col mare Mediterraneo, la Gran Bretagna e l'Irlanda, guardate un po', erano ancora unite, c'erano probabilmente dei grandi laghi, quindi dovete immaginare un'Europa di 20.000 anni fa profondamente diversa da quella che vediamo oggi. Con il riscaldamento climatico si è creata una situazione che ha sconvolto un pochettino l'ambiente.
nel giro di qualche migliaia di anni, diciamo fino al 15.000-14.000 a.C., la temperatura si è andata via via sollevando e l'acqua è ricomparsa nelle grandi vallate. Quindi il mar Mediterraneo si è sollevato, così come anche tutti gli altri mari del mondo, perché la calotta glaciale chiaramente con lo scioglimento dei ghiacci è andata a riversarsi negli oceani, e questo sollevamento dell'acqua ha creato delle situazioni particolari. Anzitutto le popolazioni che vivevano lungo le coste vedevano l'acqua che si sollevava e quindi chiaramente dovevano rientrare verso l'interno, e quindi dovete immaginare delle migrazioni di massa, quindi gente che si spostavano nei territori perché i loro precedenti insediamenti venivano sommersi dall'acqua. Questo ha creato anche dei movimenti non soltanto umani, ma anche dei movimenti degli animali. Quei grandi animali che troviamo, pensate ai mammut, ai grandi bisonti, che troviamo intorno ai 15.000 anni fa, 15-16.000 anni fa, vanno via via scomparendo. La selvaggina diventa sempre più piccola e quindi si devono specializzare delle doti, delle abilità particolari, e nasce probabilmente in quest'epoca il tiro con l'arco, perché una cosa, capita bene, è fare una battuta di caccia per prendere un bisonte o per prendere un mammut, che addirittura con le armi difficilmente si prendevano, e invece quando nell'ambiente c'erano degli animali più piccoli, che quindi tra l'altro nutrivano anche meno persone, per fare diciamo, per alimentare una comunità, un bisonte magari soddisfaceva i bisogni per un mese, invece capite bene che andare a caccia di leprotti doveva sfamare solo poche famiglie, quindi dovevano migliorare sempre di più le tecniche di caccia. Ebbene, è proprio in questo periodo che in Sardegna cominciamo a trovare delle variazioni, cioè troviamo degli animali molto particolari che oggi non si trovano più, che oggi sono estinti, però sono abbastanza sorprendenti. Ad esempio in Sardegna avevamo il mammut, vedete, allora sulla sinistra c'è la riproduzione dell'animale così come si doveva presentare, mentre sulla destra sono proprio i ritrovamenti ossei che sono stati fatti in Sardegna. Quindi vedete, si trovava il mammut, si trovava il cervo, guardate tra l'altro questo cervo con queste ossa, il palco del cervo enorme, e da poco è stato scoperto perché si trovavano nei villaggi, penso al villaggio di Villaverde vicino a su Monte Arci, sono stati trovati appunto tantissime ossa del palco del cervo, e si è scoperto che venivano utilizzate anche per la lavorazione dell'ossidiana, per percussione. E poi c'era quest'altro animale, il Prolagus, vedete, una sorta di coniglietto, un piccolo roditore, anch'esso scomparso, estinto, però è diciamo, un animale che si trovava addirittura nelle ricette di epoca romana, quindi evidentemente è un'estinzione abbastanza recente. Ancora due note su questo periodo abbastanza freddo che c'è stato 15.000 anni fa, lo scioglimento appunto, il periodo Wurm, scioglimento dei ghiacci. Si iniziano a conoscere delle tracce evidenti del passaggio di comunità umane lungo le coste. In giro per l'Europa si trovano queste grandi grotte dove l'uomo ha decorato le pareti, quindi ha lasciato dei dipinti, degli affreschi, tra l'altro anche sovrapposti fra loro, quindi realizzati nel corso di millenni. E questi affreschi sono meravigliosi, lo stesso Picasso li ha descritti come un'arte che era la più sopraffina, la più elegante, la più raffinata. Ha detto, dopo questi affreschi l'arte è andata in decadenza. Pensate un po' al grande Picasso. Ebbene, tutti questi animali che venivano decorati, anzitutto non sono decorati in posizione stante, sono sempre in movimento, corrono, saltano. Si pensa che
questo fenomeno degli affreschi dei grandi animali nelle pareti di queste grotte si è dovuto al fatto che appunto i grandi animali stavano andando a scomparire e quindi si facevano dei rituali propiziatori per andare a caccia per provare a trovarli. Quindi in queste grotte si accendevano i fuochi, si facevano queste danze, questi rituali, nella speranza di poterli cacciare. Questa è una delle ipotesi, però. Naturalmente ci sono tante altre ipotesi, ad esempio quella che vede l'uomo che finalmente riesce a distaccarsi dalla natura. L'uomo prima era parte integrante della natura, si distacca e con la sua arte riesce a rappresentare la natura, quindi ciò che vedeva, ciò che lo lasciava impressionato, a decorarlo nelle grotte, quindi una forma d'arte legata al mondo del sacro più che al mondo della caccia. Queste popolazioni che si trovano nelle grotte, quindi queste genti che decoravano le grotte, hanno lasciato delle tracce, perché là dove ci sono queste grotte vengono sempre trovati degli elementi della cultura, quindi del modo di vivere di quelle persone, che ci danno un'attestazione sull'epoca di frequentazione di queste grotte. E un secondo indizio di queste persone preistoriche molto lontane da noi è un legame con la religiosità. In questa slide, che è un po' troppo ricca, avrei dovuto dividerla in diverse slide, però vi riassumo di cosa si tratta. È evidente che qui parliamo di un mondo del sacro legato a una divinità che è quella della Dea Madre. La Dea Madre, vedete, questa è la Venere di Willendorf in Austria, che è datata più di 30.000 anni fa, quindi siamo proprio nella notte dei tempi. Vedete, mette in grande evidenza i seni, le forme arrotondate, i genitali, mentre non è in evidenza la testa. Vedete, la faccia, il viso non viene rappresentato. Evidentemente ci sarà una motivazione, perché non è l'unica. Anche le altre statuette della Dea Madre antiche sono sempre piccoline, pensate a statuette di 10-15 cm di grandezza, mettono in evidenza le forme del corpo piuttosto che il viso. Diciamo che ci sono varie interpretazioni su questo. Allora, dovete anzitutto pensare che la Dea Madre non è altro che la donna nel momento della sua gravidanza, poco prima di dare alla luce il figlio, quindi di alimentare il ciclo della vita, aumenta le sue forme, quindi subisce una metamorfosi. La donna, la fanciulla, diventa sempre più grassa, obesa, poi dà alla luce il figlio e poi lo allatta. Ecco, vedete qui la Venere di Willendorf ha le mani nel seno, come se dovesse proprio strizzare per far uscire il latte, per alimentare il neonato, e poi la donna rientra nella sua forma. Quindi dovete immaginare un mondo che si sta appena distaccando dalla natura, cioè che capisce di far parte della natura ma di avere una ideologia propria, che vede la donna nel momento della sua trasformazione, ciò che non avveniva invece per l'uomo. E quindi cosa fa? Idealizza come se fosse una divinità questa metamorfosi, questa trasformazione. E quindi realizza queste statuine della Dea Madre, simbolo della vita, e le rappresenta nella forma gravida, quindi la Dea Madre incinta, nel momento della massima gravidanza, e quindi mette in evidenza i seni, i glutei e la pancia, che sono i tre elementi, diciamo, che sono più evidenti nelle donne in stato di gravidanza. È un periodo in cui nasce anche la ceramica. La ceramica dovete immaginarla nascere insieme all'agricoltura, laddove c'era la produzione, cioè l'uomo da cacciatore è diventato produttore del proprio cibo. La produzione consentiva all'uomo di diventare più sedentario, e la popolazione stanziale sedentaria, con questa grande invenzione che è quella della lavorazione della ceramica, realizza dei vasi, dei contenitori per le derrate alimentari. Quindi non si trattava più di andare tutti i giorni a caccia, ma si poteva coltivare
addomesticare una pianta, coltivarla e raccoglierne i frutti e conservarli. E quindi nascono i vasi. Questi vasi però hanno una duplice funzione, sono sempre legati alla Dea Madre. Guardate cosa ho scritto qua. Il vaso rappresenta la funzione del femminile, contiene la vita, quindi acqua, protegge e nutre, cibo. Il vaso può contenere alimenti o bevande. E il vaso racchiude al suo interno l'invisibile e il misterioso. Se voi vedete un vaso, a meno che non sia in vetro, trasparente, però se è un vaso in ceramica non sapete cosa c'è dentro, dovete andare a vederlo e tirarlo fuori. Ecco, questo è proprio un legame eccezionale con la gravidanza. Il bimbo che c'è all'interno del ventre della madre, quindi della Dea Madre, non sapete se è maschio o femmina, e solo nel momento del concepimento, scusate, del momento della nascita si capisce se è maschio o femmina. Quindi quella vita che è stata custodita all'interno della pancia della mamma viene alla luce e ci regala il rito di rigenerazione, quindi questa gravidanza che mantiene costante il nostro ciclo della vita. Allo stesso modo venivano rappresentati i vasi. Guardate, questo è un vaso che presenta una decorazione col viso, vedete il naso con gli occhi, poi al centro ci sono le due braccia che vanno verso il ventre, verso la pancia, e questa è sia la rappresentazione di una Dea Madre gravida, sia la rappresentazione di un'anfora, cioè è un'anfora legata al mondo della Dea Madre. Quindi vedete un legame religioso che vede la Dea Madre come principale artefice del mondo del sacro. Guardate quest'altra immagine che c'è sulla nostra destra, in basso a destra. Allora, è naturalmente un rilievo, questo è stato inciso completamente. Anche qui vedete che il viso non è importante, non hanno messo nessun tipo di decorazione, però sono evidenti i seni, evidente la pancia, quindi le forme della gravidanza, e poi questa donna tiene in mano un corno di bisonte a forma di luna. E se aguzzate la vista vedete che ci sono dei segni, delle tacche incise in questo corno. Andiamo a leggere cosa ho scritto sopra. Allora, corno di bisonte a forma di luna crescente con 13 segni incisi. 13 è un numero magico, i simboli dei giorni della luna crescente, 13, e 13 sono anche i simboli dei giorni della luna calante. Più c'è un giorno di luna piena e un giorno di luna nuova, e quindi abbiamo il ciclo della luna. Quindi in pratica questa rappresentazione vede la Dea Madre legata al ciclo della luna, e sapevano perfettamente quanti giorni durava il ciclo. Noi tutti sappiamo il legame della donna con la luna e con l'acqua. Quindi vedete bene, un mondo del sacro dove la ceramica ha la forma della donna gravida, le statuine della Dea Madre sono nel momento della metamorfosi della donna in gravidanza, e anche le incisioni, i rilievi che si trovano disegnati riportano a questa religiosità dove non solo la donna ma anche la luna sono sempre presenti. E arrivando alla Sardegna troviamo la nostra prima Dea Madre, la più antica, tanto antica che già Liliu, quando quando si interessò alla classificazione di questa statuetta, disse che era una statuetta antichissima, era forse uno degli elementi più antichi che si trovavano in Sardegna. Quindi vedete, in Sardegna una religiosità legata alla Dea Madre con questa forma, è stata trovata a Macomer, questa forma che mette in evidenza i glutei, c'è un seno, forse qua c'è una rottura, forse erano 2 seni, comunque si notano queste forme sinuose però di una Dea Madre legata appunto alla gravidanza. Questa Venere non è stata ancora classificata cronologicamente, diciamo che si parla di un'epoca che può andare fra il 12-13.000 a.C. secondo alcuni studiosi, ma può essere un pochettino più recente secondo altri. Io sentirei di affiancare quelli che dicono
che questa è una dea madre paleolitica del 12-13.000 a.C., perché le forme successive le conosciamo, poi andremo a vederle. Ok, terzo elemento, oltre ai grandi animali, alla ceramica, e anzi, diciamo quarto elemento, è alla dea madre. Il quarto elemento, la quarta traccia importante che possiamo trovare per classificare l'età della pietra è l'ossidiana. Vedete? Gli utensili di ossidiana che iniziano a fare la loro comparsa intorno al VII millennio a.C. Troviamo delle grotte dove in associazione con delle ossa umane si trovano degli utensili, si trova della ceramica, si trovano degli utensili in ossidiana. Vediamo in questa slide di capire che cosa può essere successo. Allora, anzitutto, vedete, le forme della dea madre, le abbiamo esaminate prima, sono sempre di statuine gravide, di donne gravide. Passando alla ceramica, il corpo della ceramica, il corpo dei vasi è sempre globulare, vedete? È sferico, rotondeggiante, quasi come fosse proprio la pancia di una donna incinta. Le anse, per le anse, vedete le prese, diciamo, delle anfore, mi rifaccio a quello che vi ho detto all'inizio della lezione. Col passare dei secoli e dei millenni cambiano le mode. Ecco, le varie forme dei vasi, dalla forma globulare si passerà ad altre forme, fino ai tegami, piatti, eccetera, eccetera. Però anche le anse, nella loro forma, ci danno tantissimi indizi sulla cronologia di questi strumenti da lavoro, perché ogni epoca ha le anse diverse, ci sono delle anse a orecchio, delle prese a rocchetto, delle anse a gomito rovescio, sono tutte diverse fra loro. È uno studioso capace, quando fa uno scavo, vede queste ceramiche e dice: ok, questa la possiamo classificare al VI millennio a.C., questa al III millennio, questa è di epoca nuragica. Un altro indizio sulle ceramiche ce l'abbiamo nella foto a destra, guardate un po'. Vedete, c'è una conchiglia nella parte bassa, questa conchiglia si chiama cardium, è la classica conchiglia che troviamo nella battigia quando andiamo al mare, quelle conchiglie bianche costolate. Questa conchiglia veniva utilizzata in antichità, si chiama conchiglia e si chiama cardium, veniva utilizzata in antichità per imprimere col suo bordo, col suo orlo seghettato, imprimere dei disegni nella ceramica quando non era ancora in fase di essiccazione e di cottura. Quindi si preparava la ceramica, si prendeva questa conchiglia e si facevano delle decorazioni nel globo, diciamo nella vasca, e poi si metteva in cottura e queste incisioni diventavano una decorazione che appunto abbelliva il vaso. Questa decorazione, vedete qua sopra la conchiglia, vi ho fatto un esempio, poteva essere verticale oppure orizzontale, questa decorazione zig-zag, e ha due interpretazioni. Anzitutto diciamo che è presente in tutti i siti del VII-VI millennio a.C., quindi è una decorazione antichissima, si chiama ceramica cardiale, la troviamo soprattutto lungo le coste. Però secondo alcuni non era una decorazione fatta per abbellire la ceramica, ma aveva uno scopo, quindi una funzione, quindi una decorazione funzionale all'utilizzo, che era quello di rendere più aderente diciamo il vaso, nel senso che consentiva alle mani di acchiapparlo e lo trovava meno scivoloso, quindi una zigrinatura fatta per aumentare l'aderenza nella presa. Diciamo che una possibilità non esclude l'altra, cioè laddove si fanno queste decorazioni possono essere delle decorazioni per abbellire il vaso e possono essere anche funzionali a una maggior tenuta, una maggior aderenza. Vi ho detto prima che uno degli elementi che ci consentono di classificare la cronologia delle popolazioni antiche è l'ossidiana. L'ossidiana è un materiale assai raro. Noi in Sardegna ne abbiamo una quantità notevole, soprattutto per la presenza del Monte Arci nell'Oristanese, che è un vulcano spento, si è spento più di 3 milioni di anni fa, e questo vulcano nella sua fase diciamo eruttiva, quando buttava fuori
gli elementi, perché il magma una volta che risale in superficie fa esplodere il vulcano e tutti gli elementi saltano fuori, l'ossidiana è uno degli elementi, uno dei minerali che viene espulso con la maggior velocità. Quindi non ha il tempo per cristallizzare e lo troviamo con questa forma di vetro nero molto lucido, molto bello anche da vedere, in discreta quantità. Tra l'altro non c'è bisogno di andare sulle pendici di Monte Arci perché a causa dell'erosione dei fiumiciattoli che scendono fino a valle, poi alla fine il materiale viene trasportato e quindi le industrie di ossidiana le troviamo anche alle basi del Monte Arci. Ma ritorniamo un attimo all'ossidiana. Vi ho detto che è un materiale molto raro. È molto raro perché pensate che i giacimenti rilevanti nel Mediterraneo, quindi comprendendo il mare Mediterraneo orientale e occidentale, in tutto il bacino mediterraneo, sono solo 5. Abbiamo un solo luogo nel Mediterraneo orientale che è l'isola di Melo o Melos, tra l'altro era un'isola dove tutti volevano l'ossidiana, quindi l'attaccavano ripetutamente e chi regnava su Melos aveva sempre dei problemi di gestione diciamo di questi eserciti che arrivavano per prendere il materiale. Però passiamo più dalla nostra parte. Nel Mediterraneo occidentale, come potete vedere da questa immagine, i siti sono 4. In Sardegna c'è Monte Arci, poi abbiamo Palmarola, Lipari e Pantelleria. L'attività del vulcano nella sua fase eruttiva determina anche un colore diverso dell'ossidiana. Noi abbiamo l'ossidiana nera, tipica di Monte Arci, è un'ossidiana molto antica, vi ho detto prima 3 milioni di anni, mentre quella di Palmarola, Lipari e Pantelleria ha seguito un'altra evoluzione, quindi è un'ossidiana che non ha l'età della nostra, perché sono dei vulcani addirittura ancora in funzione. Bene, gli specialisti riescono a distinguere semplicemente guardando, cioè dall'osservazione di un frammento di ossidiana, vi possono dire da dove proviene. Quindi capite bene che questo indizio è importante, perché noi possiamo, attraverso questa analisi, possiamo capire che l'ossidiana sarda ha avuto un bacino di utenza, quindi persone che hanno acquisito la nostra ossidiana, vedete che va dal sud della Francia, la pianura padana, la Toscana, tutta la Sardegna, la Corsica naturalmente, e quindi diciamo una diffusione verso nord. Mentre l'ossidiana di Palmarola, vedete, è andata verso gli Appennini, quindi nella penisola italica. Lipari si è tenuta, tra l'altro una grande cultura, quella di Lipari, molto interessante da studiare, la cultura di Lipari, si è tenuta tra la Sicilia e la Calabria, diciamo in quel bacino, mentre Pantelleria, vedete, un po' di Nord Africa e un po' di Sicilia. Quindi 4 grandi centri di smistamento di questo materiale preziosissimo che hanno messo in contatto, vedete, delle genti che vivevano oltremare. Quindi la Sardegna in questo periodo, siamo intorno al VII e VI millennio a.C., è entrata in contatto con delle popolazioni oltremare, e ciò è testimoniato proprio dai reperti d'ossidiana, perché troviamo ossidiana sarda lungo quelle coste, lungo appunto le coste che vi ho fatto vedere prima. Naturalmente non possiamo stabilire se sono stati i sardi a portarla al di fuori, oppure se sono delle genti che sono arrivate in Sardegna magari per una battuta di caccia o di pesca e entrando in contatto con i sardi abbiano scoperto che c'era l'ossidiana e quindi hanno iniziato a stabilire dei contatti reciproci di scambi, di conoscenze che hanno consentito anche ad ambedue di evolversi. Quando ci sono dei materiali che mettono in contatto delle merci, che mettono in contatto due popoli diversi, ognuno dei due popoli, oltre alle merci, trasferisce le idee, la tecnologia. Ci sono anche dei, chiamiamoli matrimoni misti, cioè delle persone che vanno a stabilirsi in un'altra comunità portando tutto il bagaglio di conoscenze che hanno. Quando noi pensiamo alla navigazione, non dobbiamo solo pensare alla navigazione degli uomini, scusate,
alla navigazione delle merci, stavo dicendo bene, ma anche a quella degli uomini e delle idee. Cioè con le navi viaggiava anche la tecnologia. Questo è molto importante quando affronteremo nella prossima lezione l'età del rame. Vediamo quindi le attestazioni in Sardegna. Allora, iniziamo a vedere i luoghi nei quali gli archeologi hanno trovato tracce rilevanti della presenza umana. La grotta simbolo, diciamo che è la grotta Corbedu, che si trova a Oliena, datata al Paleolitico inferiore, ma è in fase di studio. Questa è una palestra per gli studiosi, nel senso che si è conservata molto bene e nei vari stratti sono stati trovati tutti, scusate la ripetizione di parole, sono stati trovati gli strati di frequentazione delle persone che si sono alternate all'interno di questa grotta e le troviamo in associazione con ossa animali, quindi questi cucinavano, mangiavano, probabilmente parte della loro vita quando non andavano al di fuori della grotta per le attività lavorative, all'interno della grotta si svolgeva tutto il loro lavoro domestico e poi venivano anche sepolti all'interno delle grotte, non c'erano ancora le Domus de Janas che sono più recenti, quindi il luogo della vita e il luogo della morte erano all'interno di queste grotte rifugio, o perlomeno queste grotte hanno conservato i reperti che hanno consentito agli studiosi di capire queste fasi evolutive. Bene, in associazione con le ossa umane e le ossa animali, all'interno della grotta Corbedo sono stati trovati dei piccoli microlitti, quindi piccoli reperti in ceramica, in ossidiana, che hanno testimoniato le fasi di frequentazione della grotta Corbedo. Sono stati trovati palchi di cervo, sono stati trovati resti di Prolagus, il nome è stato dato dalla grotta Corbedo, da questo bandito che diciamo, a metà dell'Ottocento in latitanza si era rifugiato all'interno della grotta e quindi è stato deciso di dare il nome grotta Corbedu. Se andate a visitarla, ve lo suggerisco, si trova vicino alle fonti su Gologone, si fa una stradina, ci sono le guide molto preparate, tra l'altro a pochi metri dalla grotta rifugio di Oliena si trova un sito nuragico di particolare importanza che è Sasset de Sos Carros, di cui parleremo nell'ultima lezione di questo ciclo dedicato appunto alla Sardegna. Vediamo un'altra grotta, ci spostiamo nella zona di Carbonia, vedete, si chiama Succarroppu, databile a partire dal VII millennio a.C., sono stati trovati reperti in ossidiana, vedete, li ho messi qui in basso a destra, dei reperti ceramici di ceramica cardiale che ho messo qua in basso a sinistra e vedete un pochettino come si svolgeva la vita. Queste sono delle persone che ci consentono anche di capire le dimensioni di questa grotta, era abbastanza grande. Quindi le grotte erano dei rifugi per la notte sostanzialmente, però la vita quotidiana si svolgeva in questo territorio che si apriva davanti a loro, quindi loro potevano utilizzarlo per fare battute di caccia, per fare le attività di raccolta, quindi cercavano le piante commestibili e anche le piante dalle quali potevano estrarre elementi curativi, le famose piante medicinali. L'uomo era molto più a contatto della natura di quello che siamo noi. Noi oggi andiamo in farmacia e prendiamo le nostre pastiglie. Bene, sappiate che tutta la storia della medicina parte dalle piante medicinali, cioè quelle piante che avevano quei principi curativi che potevano essere conosciuti dalle varie comunità. Prima vi ho detto, insieme alle merci viaggiavano le idee e le tecnologie. Immaginate una persona di quell'epoca che poteva avere le conoscenze delle erbe mediche, il valore che poteva avere per una comunità tenerlo in buone condizioni. Questa persona, se fosse andata in un'altra comunità, avrebbe trasferito il suo bagaglio di conoscenze all'altra comunità. Quindi capite bene che la gerarchizzazione delle attività, delle competenze è un qualcosa che era molto importante all'epoca e anche oggi lo è.
Facciamo un salto di un altro millennio, Grotta Verde, sesto, anche quinto millennio avanti Cristo. Qui siamo a Capocaccia, siamo nella zona di Alghero. A metà della montagna di Capocaccia, se ce l'avete un pochettino presente, io non ho pensato di mettere un'immagine dove c'era tutto Capocaccia. Comunque, quando da Alghero andate verso Capocaccia, a metà circa della montagna si nota questa ombra, diciamo che è ciò che voi vedete in realtà è una grotta. Questa grotta verde non è visitabile oggi perché il luogo, diciamo, a parte si presenta impervio, quindi anche pericoloso, però bisogna scendere sott'acqua per poi risalire laddove sono state trovate le tracce di frequentazione. Evidentemente in questi 6.000 anni, 8.000 anni, perché sesto millennio avanti Cristo dobbiamo sempre aggiungere i 2.000 anni dell'epoca dopo Cristo, quindi 8.000 anni fa il mare era molto più in basso rispetto a oggi, facciamo una decina di metri, quindi sollevandosi ha occluso quei condotti che prima arrivavano fino alla grotta, all'ambiente vivibile. Bene, all'interno della grotta sono state trovate delle ceramiche, sempre in associazione, ossa umane, ceramica cardiale, quindi vasi con le decorazioni cardium, e ossidiana. Nella Grotta Verde, in questa grotta di cui vi sto parlando, è stato trovato tra l'altro un vaso, un'anfora estremamente interessante. Questa anfora, è proprio questa che c'è al centro, grande, presenta delle anse sulla cui sommità, vedete, è stata incisa in piccolo rilievo una faccina che probabilmente si riferisce alla Dea Madre. Vedete qua, ci si intravedono gli occhi, le sopracciglia, il naso, l'arcata sopraccigliare. Quindi vediamo un vaso che ha la decorazione della Dea Madre sulle anse. E sembra magari una decorazione, diciamo, bruttina, però in realtà se andiamo a vedere le altre statuine della Dea Madre che sono state trovate in giro per le coste, diciamo, mediterranee, vediamo che hanno grosso modo questa forma, quindi non erano degli artisti che dovevano rappresentare la bellezza della Dea Madre come quella che vedremo poi nelle statuine trovate all'interno delle Domus de Janas. Qui si trattava di dedicare una loro religiosità alla Dea Madre e quindi era sufficiente accennare il simbolo della divinità. E in questo vaso, secondo me, c'è un legame fortissimo con la religiosità della Dea Madre. Quindi, Grotta Verde vicino ad Alghero. Andiamo ancora avanti di un altro millennio, passiamo alla Grotta Filiestru. Ci avviciniamo lungo la strada tra Bosa e Macomer e troviamo un'altra di queste grotte dove sono stati trovati appunto sempre gli stessi reperti, quindi microliti di ossidiana, ossa umane in associazione anche con delle ceramiche, e la ceramica comincia a presentare una differenza. Quando entriamo nel quinto millennio a.C., la ceramica cardiale, quella che vi ho fatto vedere prima, si presenta leggermente diversa. È sempre una ceramica cardiale, quindi con la decorazione fatta con quella conchiglia di cui vi ho parlato, ma non è più su tutta la superficie del vaso, si chiama ceramica epicardiale, quindi viene fatta soltanto, non so, nel collo del vaso, in piccoli punti. Quindi si va ad abbandonare la ceramica cardiale completa e ci si rivolge più a degli artisti che fanno una decorazione parziale, però somiglia sempre alle forme che vedevamo nella cultura precedente. Un piccolo riepilogo, siamo arrivati al 5000-4500 a.C. Faccio questo riepilogo perché subito dopo cambia la cultura, andiamo alla cultura del Domus de Janas. Quindi fino al 5000 a.C. vediamo che troviamo dei vasi decorati a larghe bande,
c'è l'industria con microliti geometrici, quello che vi ho detto prima, di piccoli attrezzi da lavoro molto piccolini, schegge, lame, in ossidiana e selce. C'è l'industria in osso, soprattutto punteruoli. Le macine, guardate un po', le macine attestano l'inizio delle attività agricole. Laddove noi troviamo delle macine, dei pestelli, è chiaro che siamo davanti a una comunità che praticava l'agricoltura e quindi doveva utilizzarla per frantumare i semi per trasformarli in farina. Si praticava la caccia al cervo e ai piccoli animali, abbiamo visto che all'interno delle grotte si trovano i resti di pasto e questi resti di pasto sono stati analizzati naturalmente e è stato stabilito che tipo di animali andavano a cacciare. Si praticava la pesca e si praticava anche l'allevamento di suini e ovi caprini. Vedete, questa è una conchiglia Cardium che all'interno presenta delle incrostazioni di ocra rossa. Vedremo che nella cultura successiva, che è quella Bonuiginu, che forse è una delle più celebri che abbiamo in Sardegna, iniziano le attività di separazione del mondo dei vivi dal mondo dei morti e si svolgevano dei rituali particolari per accompagnare il defunto nel suo trapasso. È un momento molto complicato quello del trapasso e quindi bisognava segnarlo con un rituale ben preciso. Andiamo ancora avanti. Entriamo nella cultura di Bonuiginu. Siamo nel V millennio a.C., siamo in questa grotta che si chiama Sauche su Intirriolu, quindi la bocca del pipistrello, dove gli speleologi, che sono sempre quelli che poi avvertono gli archeologi, hanno esaminato questa grotta che scende lungo un budello, scende sempre più in basso, fino ad arrivare a una risorsa idrica che è poi quella che nel suo percorso arriva fino a Macomer, quindi una grotta che sicuramente dava delle possibilità di vita notevoli perché aveva l'acqua. Non dimentichiamo mai che l'acqua è l'unico elemento che garantisce la vita. Dove non c'è acqua non si può vivere, quindi tutte le grandi comunità nascono laddove c'è acqua, nelle foci dei fiumi, vicino ai laghi, lungo le coste. Se non c'è l'acqua non si può vivere, si cambia ambiente. La cultura di Bonuiginu, quindi per cultura, ripeto, è il modo di vivere di una comunità, abbandona la ceramica epicardiale, quindi vedete come cambiano le mode delle ceramiche, e arriviamo a una fase in cui anche le forme dei vasi cambiano. Guardate questo vaso bellissimo, come ha questa forma, diciamo, è una doppia forma, c'è questa forma emisferica con le anse a orecchia, vedete? Diciamo una divisione della pancia del vaso in due forme e la forma superiore, vedete, completamente decorata e presenta delle decorazioni fatte con un punteruolo. Guardiamo questa qua a fianco, vedete, sono forse delle grandi corna, può essere anche, perché in questo periodo cominciano a comparire, guardate sulle anse, cominciano a comparire delle forme animali. Quindi l'uomo inizia a rappresentare nelle anfore dei simboli che non sono legati più solo alla Dea Madre, ma sono legate anche a questa forse divinità, lo mettiamo molto tra virgolette, una divinità legata al mondo animale, che può essere il toro, quindi le corna del toro. Non dimentichiamo che al di fuori della Sardegna, specialmente in Mesopotamia, nell'attuale Turchia, si sono sviluppate delle civiltà agricole dove il bue era l'animale che aiutava l'uomo in tutti i lavori e quindi in qualche modo è stato divinizzato ed è stato legato al sole. Vediamo dei culti religiosi legati al sole che simbolicamente può essere rappresentato anche dalle corna del toro. Bene, cominciamo a vedere nelle ceramiche queste decorazioni legate quindi al toro, un elemento maschile che va ad affiancarsi alla religiosità della Dea Madre, che però non sparisce, perché è sempre presente attraverso delle statuette, guardate qui in basso al centro, delle statuette proprio che rappresentano la divinità femminile.
Quindi nella cultura di Bonuigino cominciamo a vedere una ceramica decorata anche con forme animali, con simboli animali, una ceramica lucida, guardate la bellezza di questo stralucido, è sempre terracotta, però gli viene data questa patina quasi vetrificata che la rende molto più preziosa. Cominciamo a trovare anche degli diciamo elementi di ornamento, delle collane, dei bracciali fatti con ossa, fatti con denti di cinghiale, con denti di volpe. Sempre le nostre ceramiche, vedete qua in basso a destra vi ho messo qualche altro reperto. Naturalmente continua tutta la produzione in ossidiana e continua la produzione anche in selce, perché non è che la selce viene abbandonata. Vedremo che anche nell'età del rame, nell'età del bronzo, non vengono abbandonati gli utensili antichi, si affiancano e continuano a essere usati ambedue. E le nostre statuine della Dea Madre che hanno una nuova forma, perché Bonuiginu è l'ultima cultura in cui si notano le sepolture ancora in grotta o in fosse scavate diciamo, nel territorio. Non c'è ancora nessuna forma di monumentalizzazione. I defunti vengono semplicemente sepolti e diciamo sopra si mettono delle pietre, si mettono dei segni, però non c'è una sepoltura individuale ben distinta. Subito dopo la cultura Bonuiginu, quindi dentro il quinto millennio avanti Cristo, vedremo che inizierà una nuova fase, una nuova cultura che noi chiamiamo la cultura del San Ciriaco. Proprio tra Bonuiginu e San Ciriaco c'è la grande fase dell'inizio delle Domus de Janas. Quindi le comunità iniziano a svolgere dei rituali di sepoltura dei loro cari, dei rituali funerari che sono molto complessi. Evidentemente volevano salvaguardare il corpo del defunto, forse per un viaggio verso l'aldilà, forse avevano qualche idea di rinascita, e vediamo che iniziano a realizzare delle piccole grotticelle all'interno delle quali inseriscono il defunto. Quindi sono delle sepolture individuali. Ogni defunto ha il suo corredo funerario. Quindi abbiamo dalla deposizione in grotta, che era quella antica, si va a creare delle grotte artificiali, delle grotticelle, scavando sulla roccia. Quindi si cercava di individuare una roccia tenera. Chiaramente non andavano a fare le Domus de Janas sulla roccia durissima, cercavano delle rocce abbastanza tenere. Non avevano utensili in metallo, quindi battevano pietra su pietra fino a formare una sorta di fornè, un forno. Immaginate il forno che si usa per fare le pizze, una sorta di tomba a forno fatta in questa maniera. Quindi si scavava un ipogeo, si preparava questa grotticella, con l'ocra rossa si cospargevano le pareti, si faceva una sorta di intonaco, di rivestimento, quindi immaginatevela completamente rossa. Poi si faceva un tappettino per il defunto, magari delle conchiglie frantumate sotto, oppure si metteva un tappettino in ocra e si metteva il defunto sopra in posizione fetale. Vicino al defunto poi venivano messi gli elementi di corredo, quindi dei vasetti, delle offerte, dei contenitori di profumi, di sostanze, di unguenti, e anche il corpo del defunto veniva cosparso di ocra rossa, una sorta di rituale di rigenerazione, perché il rosso è il colore del sangue, il colore della vita, quindi il colore della rigenerazione, e quindi il corpo del defunto veniva infilato all'interno del ventre di Madre Terra, perché dovete immaginare che la roccia era la Dea Madre, quindi all'interno del ventre della madre si infilava il defunto con tutti i rituali necessari affinché questo defunto avesse una seconda vita dopo la morte, magari non una vita come quella degli umani. Il mondo dei vivi era sempre tenuto separato dal mondo dei morti, non fosse altro perché
provate a pensare, noi le conosciamo le Domus de Janas, hanno sempre una porticina piccola, è difficile entrare, proprio perché il momento del trapasso è difficoltoso, non è semplice passare dalla vita alla morte, salvo un evento fortuito, è sempre un distacco abbastanza lento. Bene, e questo viaggio verso la morte veniva appunto contrassegnato da una porticina, la porticina che divideva il mondo dei vivi dal mondo dei morti. All'interno del sepolcro, tenuto nella mano del defunto che era rannicchiato in posizione fetale, c'era sempre nel pugno una statuina della Dea Madre. Guardate la bellezza di queste statuine in pietra, sono delle statuine che stanno nel palmo della mano, quindi di 10-15 centimetri, però notate i dettagli, queste sono delle incisioni formidabili, parliamo di elementi fatti 6.000 anni fa, quindi sono dei veri e propri artisti. Guardate come hanno decorato qui le mani sui seni, la decorazione, guardate, delle sopracciglia e il naso della madre, che poi verrà copiato e inserito all'interno delle Domus de Janas. Se vi capiterà di visitare qualche Domus de Janas e vedete che c'è proprio questo simbolo, che noi lo chiamiamo protometaurina perché sembrano le corna del toro con la faccia, però se ci pensiamo bene potrebbero essere anche le sopracciglia e il naso della Dea Madre, quindi un rituale di sepoltura che vede questo simbolo presenziare nel sepolcro. La cultura di San Ciriaco, vado a terminare, le ultime 2 o 3 immagini. Abbiamo fatto la nostra oretta di lezione. Vedete, la cultura di San Ciriaco è quella proprio delle Domus de Janas. Quindi una cultura nuova, siamo verso il 4000 a.C., c'è un proliferare di Domus de Janas di varia forma, ci sono quelle ipogeiche scavate quindi sotto il piano di calpestio, oppure ci sono le Domus de Janas scavate nelle montagne, quindi sceglievano delle collinette e realizzavano queste grotticelle. Quindi dovete immaginare le Domus de Janas come delle sepolture singole, che però vengono inserite in un ambito come possiamo dire, comunitario, quindi sono quasi delle tombe collettive. Sono delle tombe collettive nelle quali riusciamo a distinguere ogni singolo defunto. Quindi il defunto aveva una sepoltura ben definita col suo corredo. Ve lo dico questo perché poi nelle tombe di giganti vedremo che la sepoltura invece sono proprio collettive, sono miste, non riuscite più a distinguere il singolo defunto insieme al suo corredo. Ecco, nelle Domus de Janas invece sì, si riusciva a fare questo. San Ciriaco, quindi Terra Alba, fine V millennio avanti Cristo. Ed ecco qua le ultime immagini, stiamo arrivando alla fine del Neolitico, il Neolitico in Sardegna va grosso modo dal 6000 al 3000 avanti Cristo, quindi stiamo arrivando verso la fine del IV millennio avanti Cristo, col San Ciriaco ci avviamo verso le prime età dei metalli e si nota che i metalli in Sardegna venivano già conosciuti dalle comunità, non tanto perché troviamo gli elementi in metallo che ci fanno dire ok, abbiamo trovato in questo strato dei metalli, del rame, dell'argento e quindi i sardi utilizzavano il rame e l'argento. No, abbiamo un vantaggio. Troviamo le prime ceramiche che hanno un arricchimento della decorazione con dei colori, quindi vengono colorate. E i colori che troviamo nelle ceramiche sono proprio i colori dei metalli, il rosso, il giallo, il grigio chiaro, quindi il colore dell'argento. Quindi attraverso queste ceramiche che sono impreziosite dal colore dei metalli, riusciamo a capire che i sardi in questa fase, diciamo fine del IV millennio avanti Cristo, tra il 3500 e il 3000 avanti Cristo, iniziano a conoscere i metalli. I metalli li vedremo nella prossima lezione, quindi vedremo soprattutto nell'età del rame il metallo diciamo più prezioso che avevamo in Sardegna non era tanto il rame quanto l'argento. In Sardegna ci sono i giacimenti d'argento più ricchi d'Europa,
Quindi questo materiale viene ricavato dalla galena argentifera, si riesce a separare appunto il piombo dall'argento, e quindi abbiamo delle grandi quantità, dei grandi giacimenti che forniscono questo materiale, e in Sardegna vediamo che arrivano dei nuovi, diciamo, nuovi gruppi umani che si integrano con i sardi proprio per questa ricchezza che abbiamo in Sardegna di metalli, e piano piano iniziano a costruire un percorso insieme a loro che li porterà poi all'età dei nuragici. Ecco, qui abbiamo un esempio di sepoltura in Domus de Janas, questo è Pimentel, mi sembra, sì, è la Domus di Pimentel. Vedete, nel piano di calpestio si esegue un pozzo verticale, a una certa altezza, a una certa profondità poi si apre questa grotticella, vedete, decorata di rosso, c'è il nostro scheletro in posizione fettale con tutto il suo corredo funerario, e impugna la statuina della Dea Madre. Le deposizioni quindi nelle Domus de Janas iniziano proprio verso il 4000 a.C. e continuano per tantissimo tempo, perché poi c'è anche un riutilizzo. Le Domus de Janas attraversano migliaia di anni con le loro modifiche, sono prima ipogeiche, poi costruiscono un corridoio lungo il loro percorso, una sorta di viale che porta verso la porticina che divide il mondo dei vivi dal mondo dei morti. Lo vedremo più nell'età del rame questo. Benissimo, aspettate che chiudo questo e qui torno sulla... ok, torno sulla mia figura. Quindi abbiamo visto, facciamo un piccolo riepilogo, abbiamo visto che l'età della pietra in Sardegna viene distinta da un'epoca in cui si lavorano tutti i materiali in pietra, quindi varie rocce, selce, ossidiane, eccetera, eccetera. Le comunità lasciano delle tracce che gli archeologi possono studiare e da queste tracce risalire al modo di vivere. Intorno al 4500-4000 a.C. inizia a esserci una bella divisione fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, dove i vivi hanno la loro vita quotidiana nelle loro capanne, anche nelle loro grotte, perché vivono nel loro habitat, ma i defunti vengono separati dal mondo dei vivi. Si realizzano le Domus de Janas, e quindi si ha una visione della morte che prevede un rituale funerario, un rituale di sepoltura, e un corredo funerario che distingue il singolo defunto. Vedremo poi che verso la fine del Neolitico i sardi conoscono i metalli, i primi metalli che saranno il rame e l'argento, e iniziano a introdurli nelle loro attività. Chiaramente, essendo materiali particolarmente pregiati, è difficile trovarli, perché nel momento in cui si rompono vengono trasformati attraverso un procedimento di fusione, vengono trasformati in altri elementi. Si arriva poi all'età del rame, che vedremo la prossima lezione, poi vi farò sapere l'Università di San Luri quando organizzerà questa serata dedicata all'età del rame, sarà verso la fine di gennaio, comunque sarete tutti quanti avvisati, e vedremo proprio tutte le fasi evolutive dell'età del rame. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, è stata una diciamo, una lezione abbastanza ricca, riassumere in un'ora 5.000 anni, capite bene che c'è una certa difficoltà. Adesso andrò a leggere i vari commenti, quando chiudiamo la trasmissione andrò a leggere i vari commenti e cercherò di rispondere alle vostre richieste. Vi ringrazio tutti per aver assistito alla lezione. Ringrazio l'Università della Terza Età di San Luri e la professoressa Fenu che mi ha invitato per questa lezione, che poi è stata regalata in chiaro, diciamo, senza chiavi di lettura a tutti quanti. Un caro saluto e buon gennaio a tutti.